punto, perché invece dobbiamo lasciare spazio agli altri nostri ospiti rapidissimamente, che saranno introdotti, grazie mille, che saranno introdotti da una relazione del professor Bruno Siciliano, che insegna robotica all'Università Federico II di Napoli, e poi nel frattempo chiedo agli altri ospiti di accomodarsi, poi vi presenterò man mano. Allora, buon pomeriggio, buonasera a tutti e ringrazio Marco, Valeria e lo staff di condividere la partecipazione al comitato scientifico di un evento veramente importante. Questo è un evento zero e l'auspicio è che, diciamo, di questi eventi ce ne siano altri a venire, anche perché, diciamo, io mi interesso, Flavia l'ha detto, mi interesso di robotica, di intelligenza artificiale, però questo è un momento di grosse contaminazioni e il fatto di trovarsi in 2 giorni in un evento a singola traccia, perché questo insomma è anche importante, e avere l'occasione, diciamo, di andare a relare quelle che sono alcune considerazioni che possono riguardare la ricerca, l'innovazione, la tecnologia, ma allo stesso tempo tutto ciò che possono essere le implicazioni per quanto riguarda gli aspetti demografici, gli aspetti politici, gli aspetti della salute, è un'occasione, diciamo, particolarmente stimolante, quindi sono veramente felice di essere qui con voi questo pomeriggio. Nella presentazione stamattina dei dati della SWG è stato evidenziato un dato importante che in qualche modo mi ha sorpreso, però fino a un certo punto, perché poi è stato anche ripreso in uno degli interventi successivi, vale a dire che se ricordate il grafico di stamattina, cioè qual è la percentuale delle persone, diciamo, intervistate, i famosi 110, no? Intervistati, che credono nella innovazione, nell'importanza dell'innovazione tecnologica, abbiamo un dato significativo che credo sia intorno al 36%. La sorpresa però è stato constatare che invece la percentuale di persone che crede nel valore della ricerca, e noi di ricerca parliamo questo pomeriggio in relazione alla salute e alla felicità, insomma trovo una scelta molto, molto felice, scusate il gioco di parole, la percentuale di persone che credono nella ricerca è appena il 12%. E questo insomma è un qualcosa, o forse il 16%, non ricordo, insomma c'è un coefficiente tra 2,5 e 3. È chiaro che l'innovazione tecnologica non può fare a meno della ricerca, anche se poi, è stato evidenziato stamattina, ci sono dei bypass. Cosa voglio dire? Nel senso che se una persona tipo Elon Musk si occupa di tecnologia e si occupa per esempio di applicazioni spaziali, stamattina è stato evidenziato che ha realizzato 3 industrie diverse di successo, probabilmente si crea un bypass rispetto a quello che può essere la ricerca. E questo è un dato che indubbiamente fa riflettere. Perché? Perché probabilmente è un dato che va a condizionare, da un punto di vista politico, quelle che poi possono essere alcune scelte che vengono fatte nell'investire o meno nella ricerca. Stamattina il Nobel Giorgio Parisi ha evidenziato questo punto in maniera brillante. Per me ora è anche, diciamo, un tantino più facile, anche un vantaggio, no? Introdurre questa discussione, questo panel a fine di una giornata intensa. Sarebbe stato sicuramente più difficile rompere il ghiaccio stamattina, però Giorgio Parisi l'ha rotto il ghiaccio e ha evidenziato come i finanziamenti della ricerca e la possibilità di finanziare, cioè di far crescere dei giovani brillanti, e noi abbiamo una grossa tradizione in Europa e in Italia. Parecchi dei cervelli che poi sono nelle start-up della Bay Area, della Silicon Valley, oppure diciamo nell'area di Boston, Cambridge, sono europei e sono italiani, ovviamente allettati non solo da guadagni e da prospettive economiche molto, molto, diciamo, come dire, vantaggiose, ma anche dal fatto di poter vedere realizzato il sogno di magari di contribuire a un avanzamento tecnologico.
Non è possibile, lo trovate nel rapporto che probabilmente poi verrà diffuso. Credo che il rapporto sia stato diffuso inizialmente solo a noi relatori, però mi immagino che poi ci sarà un summary. Non è possibile che in Italia si dia una borsa a un dottorando di ricerca di 1.200 euro al mese. E Chiara Carrozza ha evidenziato come noi dobbiamo pensare alla crescita del sistema ricerca in Italia insieme all'Europa. Però ci sono delle disuguaglianze. Perché? Perché spesso i ragazzi, io li chiamo i vocazionisti, coloro che vogliono fare un dottorato di ricerca, perché è quasi come prendere i voti, no? Nel senso così, rispetto, soprattutto in un settore a elevato gradiente tecnologico come può essere l'intelligenza artificiale o la robotica. È chiaro che poi sono allettati da andare a fare il dottorato, per esempio, a Monaco di Baviera, oppure a Zurigo, oppure in un'altra sede, perché per quanto può essere maggiore il costo della vita e magari meno piacevole vivere a una diversa latitudine rispetto al fatto di vivere in Italia, è chiaro che poi l'impatto economico ha anche una conseguenza su quello che poi sono le opportunità e la possibilità che poi questi giovani possano quantomeno sperare di poter tornare in Italia e fare impresa. L'altro aspetto che volevo mettere in evidenza, che poi si lega all'incipit iniziale che ho fatto, cioè quello delle contaminazioni, mi fa piacere che c'è Emanuela Girardi con noi oggi in questo slot. Perché? Perché l'anno scorso c'è stata l'esplosione, ne parlavamo anche con Massimo e con gli altri, è stato definito un po' l'anno dell'intelligenza artificiale, no? Per cui dopo un fermento di 6-7 anni ChatGPT non solo era appannaggio delle persone, come dire, che hanno contribuito, che contribuiscono allo sviluppo tecnologico, però è diventato un prodotto di consumo e credo che Focus Magazine in Germania ha detto che 2025 può essere l'anno della robotica, e già Flavia l'ha detto anche nei passaggi precedenti, no? Il fatto che probabilmente i robot stanno entrando progressivamente nelle nostre vite. Una start-up, tra l'altro fondata proprio da Chiara Carrozza insieme a Nicola Vitiello, professore di biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa, realizza esoscheletri che è nata come una tecnologia per scopi riabilitativi nei laboratori di ricerca, e ora è un qualche cosa che probabilmente nel giro di 3-4 anni avrà la pervasività di uno smartphone, perché un esoscheletro ora costa già sotto i 5.000 euro, non siamo ancora al livello dei 1.000 euro, ed è un qualche cosa di cui possono avere bisogno tutti, chiunque debba fare un lavoro fisico. E in questa mia introduzione mi lego a un punto che ha toccato Flavia, e mi fa piacere che poi sia stato toccato, che poi si lega al concetto di intelligenza artificiale fisica. Tra l'altro il nome di questo panel, di questo slot, è ricerca, conoscenza e senso. Perché è importante il concetto di intelligenza artificiale fisica? E si lega, a mio avviso, in maniera brillante a quelli che sono gli aspetti demografici. Perché? Perché l'intelligenza artificiale ovviamente ha la parte cognitiva e poi ha la parte percettiva. Ora, cognizione significa conoscenza, percezione significa senso. Nel momento in cui voglio realizzare un umanoide, giusto per parlare magari, non so, senza fare pubblicità, Optimus, no? Che è la nuova sfida di Elon Musk, no? Con Tesla e così via, c'è la parte fisica, c'è la parte motoria. E nel momento in cui c'è la parte motoria vengono in ballo quelli che sono poi anche gli aspetti demografici. Perché? Perché io sono un boomer, perché sono nato nel 1959 e ora io mi interesso anche di applicazioni per la salute, di applicazioni mediche, applicazioni di robotica chirurgica, e voglio raccontarvi questo aneddoto che poi si riferisce agli specializzandi in chirurgia robotica che noi abbiamo al Policlinico alla Federico II a Napoli, perché ora abbiamo gli specializzandi della generazione Z e sono diversi da quelli, da me che sono boomer. Io sono tutti quanti, le persone nella mia fascia di età
sono immigrati digitali, nel senso che hanno vissuto la transizione dall'analogico al digitale. E l'esempio che voglio portarvi, l'aneddoto, è questo. Nella chirurgia robotica, un chirurgo di 40-50 anni, ne parlavo a pranzo, non mi ricordo con chi, proprio con gli amici di SBWG e con il nome, Arianna, esatto. Nella specializzazione della chirurgia robotica, la persona deve imparare direttamente, per esempio col Da Vinci, che è lo strumento tipicamente utilizzato per la chirurgia robotica. Il chirurgo di 40-50 anni che vede un'immagine col Da Vinci ha un bagaglio di esperienza inconsapevole, perché quell'immagine la va a legare alla sensazione di contatto fisico che derivava quando operava in open surgery, oppure operava anche con un altro tipo di chirurgia minimamente invasiva, la laparoscopia, che è come la chirurgia robotica, ma c'è una profonda differenza rispetto allo status quo della tecnologia. Il fatto che con l'aparoscopio c'è la sensazione di contatto. L'informazione tattile non è oggettiva come l'informazione visiva di una foto, di un video oppure di un vocale, che è caratterizzato da parametri assoluti. L'informazione tattile ha una componente soggettiva che dipende dalla singola persona. E allora, che cosa succede? Noi dobbiamo fare presto, nel senso che dobbiamo fornire una tecnologia che sia in grado di supportare la parte fisica ai nativi digitali, perché loro non hanno vissuto la transizione per cui si portano quel bagaglio di esperienza, perché sono nati direttamente a utilizzare il touch, a utilizzare una tecnologia direttamente digitale. E questo è un grosso problema, però quantomeno ci sono dei finanziamenti ingenti che stanno andando in quella direzione. Perché? Perché il fatto che, per esempio, OpenAI, che è la società che ha realizzato ChatGPT, abbia fatto una partnership con una startup che vivacchiava facendo uno dei 100 umanoidi che si stanno realizzando tra la Bay Area e la Cina, perché poi anche la Cina ovviamente ha preso questa grossa accelerata in questo senso, il fatto così è un fatto significativo, perché questo attrae capitali e investimenti verso lo sviluppo, è stato detto, di intelligenze artificiali generative di tipo fisico. E in questo io mi permetto anche di lanciare un monito all'Italia, però anche all'Europa. Perché? Perché il fatto che questo non sta avvenendo come invece potrebbe avvenire grazie al grosso potenziale umano che abbiamo dei ricercatori, degli scienziati che abbiamo in Europa, che in parte emigrano, in parte sono costretti a realizzare i propri sogni altrove. Perché? Perché in Europa manca, in Italia in particolare, manca una visione imprenditoriale e una propensione a sviluppare azienda, a fare azienda a grosso rischio. Io ho cercato di toccare diversi temi, lanciare anche degli spunti per la discussione che segue, quindi mi fermerei a questo punto e lascerei la parola a Flavia.